Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Catinara Hospital expands care, a new emergency ward for Trieste. A new emergency ward has opened on the 12th floor of the medical tower at Catinara Hospital in Trieste. The unit, run by Regional Health Authority Azugi, will care for patients with serious medical conditions who need urgent treatment and close monitoring. Mette nelle condizioni la medicina d'urgenza di avere una capacità logistica completamente diversa. L'abbiamo vista nei sorrisi dei professionisti, che sono la cosa che mi piace di più, in particolare in momenti difficili, perché questo non finirà la medicina d'urgenza, c'è il tema cardiovascolare, l'otorino, cioè tutta una catena che ricava degli spazi all'interno del sistema. Sì, è una catena per recuperare spazi e anche collocare servizi che collaborano in maniera diciamo più stretta rispetto ad altri, in modo più sinergico e funzionale. Quindi la medicina d'urgenza arriva in questi spazi nuovi, completamente riattrezzati, ristrutturati, avete visto anche gli ambienti, le attrezzature, lascia il sesto piano della torre chirurgica dove si sposterà la chirurgia toracica, che adesso condivide un piano con l'otorino, e la chirurgia vascolare si va a convivere con la chirurgia toracica, quindi toracica e vascolare anche sono discipline insomma, che collaborano molto assieme, lasciando spazio alla chirurgia plastica. Trieste takes central stage as global leaders map Europe's future and new trade routes east. In Trieste, international leaders gathered for a dual summit marking the 30th anniversary of the Central European Initiative and discussing the proposed India-Middle East-Europe Economic Corridor. CEI was born. The Executive Secretariat was established in Trieste in 1996, becoming the operational heart of the CEI. Officials focused on European Union enlargement, regional cooperation, and new trade routes linking Europe to Asia. Anche l'evento di oggi è la dimostrazione che noi andiamo avanti con Trieste, punto di partenza, punto terminale del corridoio. Ci rappresenta non soltanto per Trieste e per il Friuli Venezia Giulia, ma per tutta l'area centro-europea e sud-europea, perché proprio oggi può rappresentare una nuova opportunità. Nasce come iniziativa per l'integrazione di paesi di quest'area all'interno dell'Europa, ma oggi può svilupparsi in realtà come una grande connessione e alleanza fra questi paesi anche per affrontare le sfide globali. Oggi proprio quest'area geografica è un'area che può guardare con grande interesse all'opportunità di sviluppo all'interno dell'Europa, ma anche nei rapporti internazionali. Talks also touched on rising global tensions, including the situation in Iran, with leaders emphasizing the need to protect trade routes while avoiding direct military involvement. Non intendiamo essere coinvolti in questa guerra, non è una nostra guerra, vogliamo lavorare per la de-escalation, però continueremo, ripeto, ad essere presenti con la nostra marina militare, sia nella missione Aspides, sia nella missione Atalanta e sia nella protezione di Cipro, che è un paese dell'Unione Europea che è stato attaccato. Quindi io penso che prima o poi una garanzia perché quelle attività logistiche possano proseguire esattamente come è stata fatta su Suez, dovremmo farsi direttamente. Non penso sia un coinvolgimento diretto nel conflitto, però che faccia una valutazione per difendere i traffici commerciali del nostro paese ed europei. Io penso che quello prima o poi dovremmo porci il quesito. From barracks to classrooms, San Giovanni opens a new hub for Trieste's youngest residents. In Trieste, the former Chiarle barracks have been transformed into a modern kindergarten, welcoming over 130 children in accessible energy-efficient facilities, expanding early education in the city. È assolutamente importante perché andiamo a realizzare 2 nuovi asili nido che andranno a ospitare i bambini 0-3, sono 66 posti per ogni nido, quindi diamo una risposta alla necessità delle famiglie, avere dei spazi per poter portare i loro bimbi in asilo nido, e sono degli spazi poi confortevoli, nuovi a norma, quindi grande attenzione ai bambini più piccoli e alla loro crescita in strutture veramente sane, belle e funzionali. From every step to every breakthrough, Trieste runs to fund life-saving research.
In Trieste, the Comitato Cielo Aperto has donated €15,000 to support research in the hematology and oncology departments at Ospedale Maggiore, contributing to ongoing studies and patient care. È un evento che ricorre ormai periodicamente con il Comitato Cielo Aperto, che ci sostiene da anni con importanti donazioni. Nel tempo ha raggiunto la somma di ben €400.000, quindi una somma importante destinata all'oncologia e ematologia dell'ospedale Maggiore, che ci consente di finanziare sia attività di ricerca che di assistenza. La 7ª edizione del Trofeo Conad Superstore, che è una gara sia competitiva a FIDAL in collaborazione con SD Generali, sia una gara per le famiglie. In più ci sono anche giochi per i nostri amici cani con UCIO, unità cinofila operativa. Trieste's Piazza Goldoni to get a major makeover, safer, greener and built for the future. Work has officially begun on the renovation of Piazza Carlo Goldoni in Trieste. The project aims to make the square safer, greener, and more accessible. Key changes include the removal of a controversial wall, a redesigned fountain with trees, improved lighting, and advanced video surveillance. Pedestrian paths will be upgraded and traffic flow adjusted to prioritize foot traffic. The year-long project is expected to transform Piazza Goldoni into a modern, secure, and vibrant public space for residents and visitors alike. Friuli Venezia Giulia lights up for Italy's Unity Day, but do locals feel the spirit? Italy marks its Unification Day this Tuesday, known as Giornata dell'Unità Nazionale, celebrating its history and national symbols. The Unification Day of Italy, what are your thoughts? Why is it an important day? It's an important day because it reminds us the history of Italy, the value of Italy, and the processes democratic that Italy become a republic. So we can celebrate this day. Not really. What are you going to celebrate today? I'm gonna celebrate my graduation. We don't feel a lot about it because especially our generation, we don't talk about it a lot. I think because we are young and maybe we don't think a lot about this topic, and also in school we don't talk. I can't really remember any time that I've celebrated the Giorno della Unità, if I'm going to be very honest. The only closest thing that I've done to celebrate it is go to Rome once to see the air show, like the air flight show, but that's about it. 80 years on, Italy's journey towards gender equality continues. Italy marked 80 years since women got the right to vote, a milestone in the country's democratic history. While women now have formal political rights, full cultural acceptance and representation remains uneven. In Italy, we do a lot of things in terms of rights, law, but I think that now it's important to enforce these rights through many instruments, because in theory the women have the same possibility, the same chance, the same rights, but in practice it's not true, because in the workplace the women have much more obstacles to career, to in terms of salary and other individual wage, for example. There is room to improvement about rights, and I don't know, we're still having a lot of manifestation in Italy about that. The couple of days ago was 8th of March, so we hope always that keep improving day by day, because we can always go better about that. Penso che ci sia molta strada, molto da migliorare e da insegnare molto agli uomini. Insomma, c'è stato già tanto, cioè è stato fatto abbastanza, però secondo me non siamo ancora pari agli uomini. Ci sono ancora tante cose da migliorare, ma soprattutto più che a livello, diciamo, voto, politica, come le vogliamo definire, proprio a livello umano, no? C'è ancora tanta, secondo me, da parte degli uomini
convinzione di essere loro superiori, no? Sicuramente in quest'ultimo secolo abbiamo guadagnato tantissimi diritti, però secondo me il percorso per la parità è ancora lungo. Sì. St. Patrick's Day goes global, but not quite in Trieste. St. Patrick's Day is in full swing across the US and England, but here in Trieste, do people even know what it's all about? Patrick's Day, how are you celebrating? Well, being Irish in Trieste for St. Patrick's Day, of course it's important that I get a good pint of Guinness somewhere. So down this street here in the ghetto, I know they do a good pint of Guinness in Marino's and anche in Bar Gecko, so I might have 2 pints tonight. I'm meeting a good Bulgarian friend of mine, so we'll have our celebration like that over a pint of Guinness. Last year we went to Dublin, so we know St. Patrick because of this trip, but we don't celebrate it. Yeah. But I do like to go to pubs and bars. And drink. And also, yes. Today is St. Patrick's Day. Do you celebrate in any way? Honestly, not really. At least now I don't. I know that in the past, because of my English school, they used to celebrate it, but it's not really a holiday that I take much interest in. Why? Because I'm Orthodox Christian and we don't celebrate it on this day actually. No, I studied it at school, but I don't know nothing. Tonight is gonna be a big event, but we're gonna have fun. We're gonna give away t-shirts every 3 Guinness. Happy St. Patrick. Thank you for watching in Trieste Web TV. We speak your language.